Un'anziana moglianese e un 36enne del San Donatese sono i due nuovi pazienti colpiti da West Nile e ricoverati al Cafoncello di Treviso. Bisogna subito dire che le condizioni di entrambi non preoccupano al punto che il veneziano è stato già dimesso. Per precauzione il Dipartimento di Prevenzione ha consigliato interventi di disinfestazione nelle zone di residenza dei due pazienti. Si tratta di due nuovi casi dopo quelli della scorsa settimana che avevano riguardato una cinquantenne di Fossalta e un uomo ricoverato a Conegliano, colpito dalla febbre dengue. Purtroppo però in Veneto c'è da segnalare la prima vittima per la febbre del Nilo. Come fa sapere la regione, si tratta di un 79enne della provincia di Verona colpito dalla forma neuroinvasiva del virus. L'assessore regionale alla sanità fa sapere come, con una nota inviata il 30 luglio dalla stessa direzione, l'attenzione al verificarsi di casi di infezione umana da West Nile è stata elevata ai massimi livelli e il piano regionale Vettori 2018 è attuato in ogni sua parte. L'ultimo bollettino sulla sorveglianza delle arbovirosi alla data del 31 luglio indicava la conferma di 19 casi. ULSS e Regione ricordano poi l'importanza delle misure di prevenzione da adottare, come usare repellenti, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto, utilizzare zanzariere, svuotare di frequenti vasi di fiore o altri contenitori con acqua stagnante.